La diffusione di un video del 2009 su Matteo Messina Denaro, il super latitante di mafia sulle strade di Campagna in provincia di Agrigento, ha fatto il giro del mondo. Televisioni e giornali di mezzo mondo continuano a parlare della notizia del ricercato più famoso in Italia, latitante dal 1993, del video di oltre 12 anni fa ripreso dalle telecamere di sicurezza. La polizia italiana sulle tracce di Matteo Messina Denaro ha messo in campo una forza impressionante di uomini. Sono 150 gli agenti delle squadre mobili delle questure di Palermo, Trapani e Agrigento, oltre agli uomini del servizio centrale operativo e dei reparti di prevenzione crimine di Sicilia e Calabria, che hanno il difficile e delicato compito di stanare tutti i movimenti del superboss e dei fiancheggiatori più vicini. L'obiettivo è trovare il super latitante e consegnarlo alla giustizia italiana. Perquisizioni e controlli attivati nei confronti di una serie di soggetti sospettati di essere fiancheggiatori del boss e di alcuni personaggi considerati vicini o contigui alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. I poliziotti stanno operando in alcuni territori, in particolare della provincia di Trapani, Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Santa Ninfa, Partanna, Mazzara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamene in provincia di Palermo. Il TG2 ha trasmesso ieri il video in cui si vede l'immagine del volto del numero 1 di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ripreso da una telecamera di sicurezza. Le immagini, afferma il servizio, sono state registrate da una telecamera in strada in provincia di Agrigento, risalgono al 2009. Sono le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993. Il video è in possesso degli investigatori della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia. Nelle immagini, infatti, di pochi secondi si vede un SUV blu in una strada di campagna con a bordo 2 persone, l'autista e sul sedile del passeggero un uomo stempiato e con gli occhiali. Secondo gli investigatori e inquirenti, afferma il servizio, quell'uomo potrebbe essere proprio Matteo Messina Denaro. Le immagini, sostiene sempre il TG2, sono state riprese da una telecamera di sicurezza a poche centinaia di metri dalla casa di Pietro Campo, boss della Valle dei Templi e fedelissimo del numero 1 di Cosa Nostra, che in quel periodo era protetto dalle famiglie agrigentine e forse stava andando proprio ad un incontro con i capi mafia locali.